Questo ospedale a Campo San Piero diventa riferimento per 2,5 milioni di veneti, quindi metà veneti, per la traumatologia, quella complessa. Qui si salvano le vite, qui ovviamente diventiamo anche molto attrattivi a livello nazionale e internazionale perché i casi disperati arrivano qui a Campo San Piero. Il nuovo centro traumatologico ortopedico inaugurato all'ospedale di Campo San Piero si candida come uno dei fiori all'occhiello di una sanità che in Veneto punta all'eccellenza. Il CTO è un centro traumatologico ortopedico che tratta traumi ortopedici complessi. Non parlo delle semplici fratture che arrivano in tutti gli ospedali e in tutte le ortopedie del Veneto, ma parlo di cose ben più complicate. Faccio un esempio: i traumi complessi del bacino, che richiedono grandissima esperienza, che richiedono una perizia incredibile, anche una casistica. Questo è solo un esempio. Un modernissimo angiografo è stato installato all'interno di una nuova area dedicata alla radiologia interventistica. L'impegno complessivo della Regione è di 8 milioni di euro in edilizia e attrezzature, a cui si aggiungono circa 900 mila euro all'anno per la dotazione del personale aggiuntivo. Sono stati ricavati i posti letto, sono state parzialmente individuate le professionalità necessarie, abbiamo anche delle innovazioni tecnologiche e quindi ringrazio la direzione e la Regione per aver creduto in questo progetto.